maxi blusa in una trasparente rete, maglia a rete, come potete vedere, però trasparente ma non troppo, adatta come copricostume, sì, ma un copricostume elegante, perché questo copricostume ha la particolarità delle rifiniture tutte all'uncinetto con lurex oro, quindi tutte queste rifiniture che voi vedete qui in giro, nella spalla e nelle cuciture, che come ben sapete a me piace moltissimo fare cuciture non cuciture, quindi cuciture create con l'uncinetto in modo che non si vedano delle cuciture, e sono tutte rifinite, anche la bordura sotto, tutto lungo il perimetro, sono tutte rifinite in lurex oro. La faccio vedere nel dettaglio, vedete? Qui abbiamo la spalla creata con questo intreccio, con rifinitura uncinetto e con questa cucitura. Vediamo se da vicino si riesce a intravedere il lurex dorato. Il video forse non aiuta in questo senso per vedere il luccichio del lurex. Comunque è rifinito con lurex dorato. Questo copricostume in questo momento, versione copricostume, è adattissima anche a trasformarsi in una maxi blusa da poter utilizzare su un top e un pantalone anche a contrasto, e si trasforma in un capo di abbigliamento serale, quindi da spiaggia o quantomeno da abbigliamento resort, piscina, quindi da mare, si trasforma in un lampo, si può trasformare in un abbigliamento, quindi con lo stesso capo addosso si può trasformare un abbigliamento elegante. Faccio vedere le rifiniture più da vicino. Ecco, forse il luccichio forse adesso si intravede meglio. Queste sono le rifiniture nelle spalle e nello scollo, tutto uncinetto. Le rifiniture nella finta cucitura, rifiniture che continuano per tutta la lunghezza anche sotto, quindi una maxi blusa veramente elegante.